Il long Covid, cioè gli effetti a breve, medio e lungo termine post-contagio, non è più sintomatologia che si riscontra negli adulti. Dolori, cefalee, nausee, mani fredde sono stati certificati anche fra gli adolescenti bellunesi che hanno contratto il virus. Sono guariti ma che necessitano di percorsi di cura specifici. Lo ha detto stamattina in conferenza stampa il primario della pediatria di Belluno, il dottor Stefano Marzini. Stiamo vedendo anche pazienti con la cosiddetta long Covid, cioè quelle sindromi un po' particolari che stiamo cominciando a conoscere in questo momento, di pazienti che una volta avuto il Covid, una volta che sono anche negativizzati, continuano ad avere dei sintomi. Il focus sull'andamento epidemiologico in provincia di Belluno è stato dedicato all'età pediatrica. Sono in media 4 tra gli ospedali di Belluno e Feltre gli accessi al pronto soccorso di bambini positivi. Una ventina di ingressi si sono trasformati in osservazioni brevi, mentre fortunatamente pochi sono stati ricoveri. La situazione è comunque considerata critica e nelle scuole le classi sono falcidiate. 3.150 bambini e ragazzi attualmente presi in carico. Stiamo vivendo un momento di grossa difficoltà dovuto al numero di bambini positivi. C'è stata veramente un'esplosione rispetto all'anno scorso, non c'è assolutamente paragone, si tratta di numeri 5 volte superiori a quelli che avevamo visto nella prima ondata. Il consiglio: tenere i bambini a casa i primi sintomi che non devono essere sottovalutati per evitare la diffusione del virus, e poi l'invito ai genitori a vaccinare i propri figli. Attualmente quasi il 31% dei bambini fra i 5 e gli 11 anni hanno ricevuto la prima dose. Anche per questo fine settimana è organizzato presso il centro vaccinale di Sedico un percorso dedicato a loro. Possono accedere senza nessun tipo di prenotazione, è aperto sia il sabato sia la domenica. Questo fine settimana ci sarà anche una seduta sempre ad accesso libero a Cencenighe. Questa la facciamo grazie alla collaborazione anche delle amministrazioni comunali, delle associazioni di volontariato e della rete dei sanitari che operano in quel territorio.